Venezia.it. A Venezia reinstallati i varchi d'accesso, attese per San Silvestro più di 60.000 persone, controlli serrati, feste in piazza e stop a lattine e termos, multe fino a 500 euro. Stasera alle 21:15 la nostra emittente trasmetterà il messaggio di auguri ai veneti del presidente Zaia, tanti temi toccati per chiudere il 2019 e affrontare le sfide del nuovo anno. Il capoluogo del Veneto è e deve rimanere Venezia, risponde il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti alla richiesta di trasferimento a Verona da parte del PD Scaligero. A Venezia il clima di fine anno, la campagna elettorale per le prossime comunali di maggio con i battibecchi a distanza tra il sindaco Brugnaro e il parlamentare veneziano Pellicani. Venezia si è svegliata tappezzata di adesivi rossi anti-B&B, 4.000 bollini di ignoti attivisti contrari al proliferare delle strutture a discapito delle case per i residenti. La storia della Miralanza è quella dei cimeli fotografici, ecco la raccolta del collezionista di Mira che guarda il futuro con gli oggetti del passato chiusi in una teca. E adesso il mini presepe della piccola Amélie, 3 anni, a marzo ci ha voluti con sé nell'allestimento della Natività insieme alla sua mamma Isabella Portello di Mestre. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia, lo avete dunque sentito ora dai titoli ultime ore del 2019, anche quest'anno sono decine di migliaia le persone che hanno scelto Venezia per festeggiare il Capodanno. Campanile di San Marco, Campo San Zaccaria, fondamenta San Biagio, Calle delle Laste, Calle della Pietà. I varchi d'accesso tornano a Venezia per regolare un flusso che, se dovesse mantenere i numeri dell'anno scorso, si può quantificare in 65.000 persone. In pratica, gli abitanti di una medio-grande città del Veneto arriveranno contemporaneamente a Venezia per festeggiare il Capodanno e godere dello spettacolo pirotecnico che illuminerà il bacino di San Marco allo scoccare della mezzanotte. Ad attenderli una gestione che ha già previsto il numero massimo di presenze secondo una divisione in varie zone, l'irrobustimento dei mezzi pubblici di terra e di mare sia per l'afflusso che il deflusso, il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, lattine chiuse e bottiglie di plastica tappate. In piazza San Marco e piazza Ferretto, dove è prevista una nottata di musica dal vivo, non si potrà neanche entrare non solo con lattine e bottiglie, ma persino col termos portato da casa. Essere sorpresi con uno spray al peperoncino poi può costare fino a 500 euro di multa. Nonostante arrivi nel mezzo di un drammatico calo di visitatori post-emergenza acqua alta, il Capodanno veneziano continua evidentemente ad attirare molto, anche se in realtà è una tradizione per così dire piuttosto giovane. Fino alla conquista napoleonica del 1797, che impose il calendario gregoriano, la festività ufficiale della Serenissima Repubblica era un'altra. Il Capodanno veneziano si festeggia il 1° marzo, quindi si andavano a distinguere le frattaglie di febbraio e da marzo, con il risveglio della natura, quindi la primavera che ripartiva, il mondo praticamente incominciava nuovamente a prolificare, nuovamente a prendere vita, ripartiva anche, diciamo, il nuovo anno. E dopo l'alluvione di novembre, Pellestrina guarda al nuovo anno contando sui lavori e sulle promesse del governo fondamentali per la sua sopravvivenza, a dirlo lo stesso delegato del sindaco per le isole. Pellestrina volge ancora lo sguardo all'ultima alluvione con in atto le molteplici manutenzioni e guarda al domani con la speranza possa contare sulla concretezza di quanto le è stato promesso nei giorni della disperazione di novembre. Il fatto è serio, ne va di mezzo la sua stessa sopravvivenza. Bisogna intervenire su 2 fronti, innanzitutto dal lato mare, dice preoccupato il delegato del sindaco per le isole. Ristrutturare anche i pennelli, cioè le dighe che sono a mare, compresa anche la diga Soffolta, che sarebbe la diga che sta parallela a 500 metri dall'isola di Pellestrina, che serve a fermare le onde appunto di scirocco. Detto questo è importante perché è inutile chiudere le
le paratoie del Mose se poi l'acqua entra da questi argini deboli che sono queste rivette di Caroman, di Santa Maria del Mare, di Lido di Venezia, di Alberoni, di Faro Rocchetta. Bisogna potenziare e risanare appunto queste parti che sono molto importanti, se no rischiamo di fermare questa potenza che è il mare Adriatico, che soffia da sud con miliardi di litri d'acqua, ma purtroppo fermandolo appunto con il Mose, sperando che funzioni, c'è il rischio appunto che non tengano appunto queste dighe, queste piccole isolette, quindi vanno fatte le manutenzioni. L'acqua, se infatti è il bene che rende unica nel suo genere questa meravigliosa isola, è anche la ragione del pericolo da cui deve proteggersi pure dal fronte laguna. Importantissime sono le pompe idrovore, che in questi giorni appunto stanno già gli operai lavorando, anche nei giorni di festa, per la sistemazione appunto delle pompe idrovore e di tutti quanti, diciamo, i generatori di supporto. Naturalmente anche alzando le centraline dal piano terreno, dal piano terra, fino a circa 1,5 metri, 2 metri di altezza, per farle funzionare meglio. Lavori per i quali si rende necessaria la collaborazione dell'ex magistrato alle acque, Che poi dipende dal governo. Quindi in questo caso il mio appello è che tutti quanti insieme adesso bisogna rimboccarci le maniche e fare in modo che il governo dia le deleghe e anche i fondi necessari per completare queste opere. E questa sera si parlerà di autonomia alle 21:15, quando la nostra emittente trasmetterà il messaggio di auguri ai veneti del presidente Luca Zaia. Oltre al tema dell'autonomia, tanti temi toccati, dalle Olimpiadi 2026 Cortina Milano alle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, a quella per l'efficienza della sanità, un modo per chiudere il 2019 ed affrontare le sfide del nuovo anno. Il capoluogo del Veneto è e deve rimanere Venezia. La richiesta di trasferimento a Verona, paventata da alcuni consiglieri comunali scaligeri, risponde il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Forte del recente boom demografico di Verona, il sindaco Federico Sboarina sembrerebbe accontentarsi del riconoscimento di status di città metropolitana. Ad estendere le mira sull'intera regione sono invece 3 consiglieri comunali del Partito Democratico, annunciando un ordine del giorno per un confronto con Regione e Governo per ottenere maggiori risorse, anche paventando la richiesta di trasferire il capoluogo di regione da Venezia a Verona. Da Venezia la risposta arriva a stretto giro proprio dal Consiglio regionale. Io posso capire che Verona stia aumentando gli abitanti ed è giusto che continui a progredire come città. Non è una questione di abitanti, non è solo una questione di numeri, è una questione anche di riferimenti storici che il Veneto ha ormai appunto da parecchio tempo. E quindi in questo momento per noi l'argomento non è all'ordine del giorno. Secondo Ciambetti il PD è già in campagna elettorale per le prossime regionali, ma l'uscita dei Dem veronesi è ovviamente respinta dai compagni di partito veneziani. Io credo che Venezia non sia solamente il capoluogo di regione, ma sia una città dal profilo internazionale, punto di riferimento per tutto il paese. Quindi non è in discussione il cambio del capoluogo del Veneto. Io voglio interpretare la proposta che arriva da Verona non tanto come una proposta ma come una provocazione per porre la giusta attenzione su Verona, che è una città in crescita che rappresenta uno dei punti di forza del nord-est. Molte regioni italiane hanno un capoluogo che non solo sorge più o meno al centro del territorio di competenza amministrativa, ma supera per storia, economia e numero di abitanti le altre città. Di queste caratteristiche Venezia sembra aver conservato l'unica cosa che non poteva perdere, il suo passato. Nel 1971 il comune contava tra Laguna e Terraferma 363.000 abitanti, oggi è quasi sotto i 260.000. In meno di 50 anni è scomparsa una città di 103.000 abitanti. Verona ha 257.000 abitanti e dietro l'angolo. E adesso il botta e risposta a distanza tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con il suo motto "si può fare" e l'esponente veneziano del PD Nicola Pellicani al centro della disputa, la cementificazione selvaggia di alberghi, dice il parlamentare. Perché noi abbiamo dimostrato che si può fare. È diventato oramai il suo motto, conosciuto ai più come il Brugni pensiero, che tanto richiama i suoi illustri precedenti cinematografici. Si può fare! A Marghera, a Mestre, a
Zellarino, nei vari posti a Campalto, a Favaro, in tutti gli interstizi che ci sono, dove ci sono ramaglie, abbandoni, lì si deve costruire, non si può, si deve, se il privato ha voglia di tirare fuori le proprie energie, le proprie risorse, noi glielo faremo fare. La prolificazione selvaggia di alberghi e B&B in ogni dove, tra i punti contestati al sindaco Brugnaro, obietta il PD veneziano con il parlamentare Nicola Pellicani. E penso anche a tutti gli annunci fatti non tanto per lavorare sul consumo del suolo zero, per lavorare sul costruire sul costruito, come stanno facendo tutte le città e le regioni più avanzate d'Italia e d'Europa, ma per fare l'esatto contrario, cioè per rifare la colata di cemento di Mestre a terraferma. Però questi continuano a dare ronge del Leo, non c'è niente da fare. Alcuni nasce così. C'è uno che dice che un palasport, che un privato vuol pagarsi sulla terra sua, non ha da farlo là, ma sulla terra di un altro, che non sa niente della sua idea. E questo fa il parlamentare della Repubblica. E credo che Brugnaro, il suo bilancio sia fallimentare, tanto più in una stagione come dire, ricca grazie all'attenzione dimostrata dai governi di centrosinistra, prima dai governi Renzi e dai governi Gentiloni. Ricordiamo il patto per Venezia innanzitutto, ricordiamo adesso il rifinanziamento per la legge speciale che non avveniva da anni. Si voterà questo la prossima volta, perché noi abbiamo dimostrato che si può fare. Si può fare! Si può fare in 4 anni e mezzo un sindaco gratis, sì, me lo posso permettere, ma votatene uno invece che gli date 7.000 euro al mese, bravi, cacciamo Brugnaro perché è antipatico. Questi sono i temi che abbiamo di fronte e mi sembra che su questo la giunta Brugnaro sia davvero fallimentare. L'antica posta di Mestre non è un rudere bensì un bene storico del 1600 da salvare dalla demolizione per una nuova torre di cemento, così le associazioni cittadine replicano a Brugnaro. Ed eccole, questa alle mie spalle, l'antica posta di Mestre, dove un tempo, fino agli anni 60-70, c'era addirittura sotto i suoi porticati un negozio di biciclette, e uno dei pochissimi edifici storici della città del 1600, edificio che associazioni e cittadini, quasi 1000 ad oggi, vogliono assolutamente recuperare e restituire alla storia della sua città. Insomma, anche Mestre continua a ruggire e a reclamare la sua depaperata storia, come rammenta il leone del capitello della Colonna della Sortita, monumento tanto caro ai mestrini, tra l'altro, restituito alla città solo pochi anni fa, rammentano le associazioni cittadine. Abbiamo riscontrato ieri nella conferenza stampa del sindaco Brugnaro, nel riassunto dei suoi primi anni di mandato, diciamo, alcune inesattezze. La più importante è quella che questo non è un rudere, primo, e non è che sia stato abbattuto da un bombardamento durante la guerra. In realtà nel 1944 i partigiani del battaglione Felisati fecero esplodere una bomba dell'edificio, già sede del garage reale, che ospitava durante la guerra del 40-45 un distaccamento della questura, quindi non è stato un bombardamento ma è stato un attentato. Noi vogliamo cercare di recuperare la storia o quantomeno che non venga cancellata, quindi basta danneggiare questa città, ha già subito tanti spregi, tanti torti e l'ennesimo sarebbe veramente catastrofico. Noi chiediamo come Amico Albero e come comitato che l'antica posta venga salvaguardata senza ledere i diritti dei privati. I privati possono costruire, però possono anche prevedere un progetto che salvi la nostra antica posta. Abbiamo lanciato una petizione, non sono 63 firme come lui sostiene, ma forse probabilmente si è anche sbagliato, sono quasi 800 firme, sono ancora poche e vogliamo crescere e io invito tutti coloro che ci stanno seguendo a firmare questa petizione, la possono trovare su Facebook, sta girando ovunque. Venezia oggi si è svegliata sotto la tempesta di adesivi anti-B&B, iniziativa di un gruppo di ignoti attivisti. Adesivi anti-B&B con il simbolo della piattaforma più nota trasformato in un cappio al centro di un QR code stampato in migliaia di bollini affissi sulle porte di case e palazzi veneziani che ospitano una o più locazioni turistiche. L'ultima provocazione su quello che è il tema decisamente molto discusso a Venezia, e cioè la sottrazione degli alloggi alla residenza da un mercato turistico in costante e decisamente accelerata ascesa.
l'iniziativa da parte di ignoti attivisti. Hanno marchiato le case con questi adesivi piccoli, rossi, che naturalmente non sono passati inosservati e che, manca a dirlo, non sono piaciuti ai rappresentanti di chi invece lavora nel settore delle affittanze turistiche. Continuiamo ora con la cronaca. Circa 260 kg di pesce privo di etichettatura e tracciabilità sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chioggia durante i controlli di vigilia del Capodanno. 3 italiani e 3 cinesi sono stati multati per diverse migliaia di euro. La merce sequestrata, in prevalenza vongole veraci, branzini, trote e sogliole, è stata rinvenuta nascosta dietro ad alcune cassette di pesce regolarmente etichettate. Le partite sequestrate erano destinate alla commercializzazione a Chioggia e Casal Serugo. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Oltre che nei grandi avvenimenti, a volte la storia rivive anche nei piccoli oggetti di vita quotidiana. È uno dei motti che guidano un collezionista di Mira che nel corso degli anni ha raccolto di tutto. Credo che sia una roba naturale, cioè uno nasce con questa passione, cioè io raccolgo tutto, dalle cartine delle arance, che sembra una banalità, eppure mi danno una soddisfazione. La moglie col carrellino va per il supermercato, io raccolgo tutte le cartine. Raccolta sistematica di oggetti che offrano un particolare interesse o comunque caratteristiche di originalità e ricercatezza. Per capire cosa significhi la parola collezionismo, oltre al vocabolario, può essere utile visitare la casa di Franco Mason a Mira. La storia infatti si può ripercorrere anche attraverso gli oggetti che una volta contraddistinguevano la quotidianità. Ed ecco allora file di macchine fotografiche pionieristiche, rasoi a fila lamette d'epoca, fischietti in porcellana di fine Ottocento, tutto ciò che ha a che vedere con la vecchia Miralanza, il cui stabilimento peraltro dista pochi chilometri da qui. La Miralanza parte nel 1838, cioè circa 180 anni fa, come fabbrica di candele. Verso la fine del secolo dell'Ottocento, con l'arrivo della corrente elettrica, loro smettono la produzione di candele, che erano specialisti con la cera stearica, che non faceva fumo, e iniziano una produzione che hanno il brevetto di un detersivo in polvere. Franco Mason è un fiume in piena, collezioni tra le più svariate che sono state anche esposte al pubblico, perché persino gli oggetti più semplici possono contribuire a fotografare un'epoca, come questi vecchi apparecchi. Queste qui sono le classiche a soffietto dove bisognava vedere attraverso uno specchietto l'immagine, e qua siamo a fine 800, primi 900, insomma. Sono subito dopo di quelli in legno che si vedevano dove l'uomo andava dietro col vetro. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospite in studio il sindaco di Treviso Mario Conte. Ed ora siamo alla rubrica Il tuo presepe, potete vedere in sovraimpressione i numeri e la mail a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviarci delle foto o dei video, contattateci e noi verremo da voi. Alcune informazioni per chi ci manda i video del vostro presepe: se usate uno smartphone, effettuate le riprese tenendo il telefono in orizzontale. Se inviate la segnalazione via mail, fornite una breve descrizione del presepe, inserite i vostri dati, l'indirizzo e il numero di telefono al quale contattarvi. E adesso spazio alle immagini del mini presepe realizzato dalla piccola Amélie di Mestre insieme alla sua mamma Isabella Portello.
E con queste bellissime immagini a me non rimane che chiudere, vi auguro un buon fine 2019 e vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Bentrovati al meteo. Il 2020 si apre senza grandi sconvolgimenti dal punto di vista atmosferico, così come è finito il 2019, anche l'inizio del nuovo anno sarà caratterizzato da un tempo stabile. Il dettaglio dunque del 1° gennaio. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà sereno, solo con qualche foschia mattutina e poi in serata sulle pianure, specie su quelle meridionali. Temperature minime sotto zero o di poco sopra, massime comprese invece tra 6 e 9 gradi. E il tempo sarà stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole e cielo sereno e limpido praticamente ovunque. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e gli 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento con cielo sereno e sgombro da nubi. Vediamo anche le temperature, le minime saranno sotto zero, le massime si attesteranno intorno agli 8 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, da parte mia tanti auguri di un buon anno a tutti voi e arrivederci al prossimo aggiornamento.